tu conto rolupo e da bucurella. E dormiamo, belle mamma, dormi. E nonna, nonna nunnarella, o lupo si mangiaia, a una bucurella. Ai bucurella mia, come fasciste. Quando mocca lo lupa, tutta varista. Sigarette americane chi fuma? Yamma che ha lasciato fumare 3 pacchetti 1000 lire. E che Malboro e Muratti e l'HB. E tengo pure il GSFL e Palmane. E non bene mai la finanza, mai la finanza. E non bene, nessuna finanza. Che la finanza non bene. Chi fuma? Amici, un po' che rispetto, sta venendo un Vittorio, un brigadiere. Un Vittorio, finalmente. Ora mi faccio una bella rosina al cliente mio. Vabbè. Chi fuma? Salute, chi sta mi mette in conto pure con chi la dice? A esposizione sempre qualunque cosa, brigadiere. Ma che ne, un bar sta ancora inserrato stamattina, ne? Brigadiere, oggi è il turno di chiusura settimanale, il bar sta chiuso. Che peccato. Volevo leggere il giornale a settimana, E voli dall'erta all'erta. Sappiamo che faccio, ma uno va con coppia in ufficio e così mi leggo come devo. Chi fuma? A proposito, diceva sì, adesso che viene Romario, un master tuo, dicella che l'aspetta sopra in ufficio perché la gente c'è una cosa importantissima, ce lo stai? Ma tu hai capito che la già ritta? Ha già capito, ma con veno Mario Mastamini, che l'ha già ricere. Di a ricere che sei un ignorante, un idiota e un animale. Che se li a ricere? E chi lo sapi già? Ce l'ho figlio. Ma che l'hai fatto un brigadiere che si è aiutato così al canto? Che l'hai fatto? Ma che l'avete fatto voi che vi mettete in te orecchie la mattina a sera? Avete fatto i spasteria pure i santi che stanno in da chiesa, avete capito, no? Ecco Luca fa. Ecco Luca fa. Io già vendere le sigarette. E io già faticato. E fate. Via soia stamattina che vicino non sono stato capace manco la vita a sta alla rolina. Hai fatto, non hai capito per mezzo amico? Da stamattina per via vostra non sono stato manco capace la vita a sta alla rolina. Credine, si dice la valvolina. In italiano si dice come dicete voi, ma in tedesco si chiama Wallerolina. In tedesco? Wallerolina. Guarda, guarda. L'hai già studiato un po' il tedesco, ma pare che non mi risulta. Non mi risulta. Comunque, per mezzo amico, non sei capace la vita a valvolina. Sei tu che non fai niente. Ma fammi sta zitta a me, va, fammi sta zitta a me. Anzi, ma sai che faccio? Arrivato a quest'ora, ma che fanno pochi spuntini. Facete voi. Stiamo, fai un favore. Dici? Rammo non c'è la potere, sì. Come? Rammo non c'è la potere. Ah, potere? No, io già stavo da treno. E allora sto all'autore. Sì che lì a potere, ti stai in autotreno, no? A mettere sempre a costa, insomma. Diceva, ma dai, non c'è la potere, sì. Ma che fanno pochi marei. Poi quando torno non mi tengo. Non vi ti faccio un bello regalo. E che mi regalo? Una bella palmata. E io non fumo, io lo sapevo. Sambice, fammi la carità, fallo pigliare la finanza a chi. Noi se lo fai pigliare la finanza ti regalo una bella come scotta. A dire mettere poco grillo e cambia zucca e che già passato. Tu vecchio in salvanuto che da buscare un puzzo e per prendere le sigarette. E io to sangue in la bottega che era la mattina a sera per 170-180 mila lire al mese. No, io già cagniamo sti. Io già vorrei che mi già mettere a fare. Ne posso però. Sì. Ma che non ci sta nessuno. Bello Gio.
Bello Gio! Ah, l'hai convinto? Ah, mi pare a me che l'ha giocato. Che è, non è che è? Vestite me una cosa. Addosso sta quell'uomo che venne in sigaretta. Ho vicino? Addosso sta. È morto. Fumaron! Com'è morto? Io stai tanto bello, com'è morto? È morto, tu conosci a me. Ma come non sapete com'è morto a vicino? È morto a Vicenza. Povero uomo che non stava così fermo. Povero a Vicenza, ma com'è morto a Vicenza? Chi t'ha detto che è morto a Che Vicenza? sei scemo! Qui l'avevi detto mia mamma! Guardi, che è morto? Oi ne oggi pazienza, hai ragione che hai so scemo. I parla a schiopera, i parla in vampera. I non capisco niente più, non capisco. Non capisco niente più, via Andate solo. come manicomi, chi? Non capisco niente più, via solo. Ma voi verite. Chi le parla a schiopera e fa morire la gente? Queste sono cose là del mondo. Gesù, fammi a me, va, ma cosa hai fatto? Sapere che la rapa la finestra, manca la capa, niente. Una rapa la finestra. Non vorrà via nessuna maniera, non vorrà via. Celestino, Una meglio bella, credo che va già a servire. sai, si frate mi stavi ieri. Io, master mio, e che ne sacci? Com'è che ne sacci? Tu stai con la bottega e non sei si frate mi stavi ieri. Ma tu sei sempre giovane tu, Io non me, fino a mezz'ora fa, quando stevo che era ancora giovane solo. Ma che torno e trovo servizi fatti vicino a quella camera d'aria. Un sacco si mangia trovato padrone e si sa trovato master. Certamente l'hai combinato qualche tuo. Ma io non me, che io frate vostro che non si accontenta mai di nessuno. Ogni servizio che faccio è sempre malamente. Ecco che sia la storia. Ma che bene tu spicci tu. Vabbè. Ma non dai per due aiuti. Sì, ma Rita due aiuti stamattina si è incignato spuzzatino, bello, che le vengono tutte con quello profumo che usisto, o profumo francese, o frutino, che bello, è venuto elegante, e dice sì, guardimi la bottega perché non lo saccio quando vengo, ma rimasto chiave a me essere aiuto e un sacciaro aiuto. E non dai per due. Sì, ma Rita doveva, ma poi non posso dire che ti arriva appuntamento a Cassontino perché si ne può dire. Quattondina, con bambolina. E bambolina insomma, la sta signorina bambolina una volta dico, frate, Eh. ce la faccio fornire. Ma cata per io, non me, quello che Don Mario, vostro fratello, che sarebbe il mio principale o fidanzato dei bambolini, c'è nata quella specie di catenella che è molto difficile a si spezzare. E in già aspetta. Ma cata spezzare, non me, cata spezzare, quella bambolina è una voglione affezionata e non si spezza, io frate vostro siamo due martiri dell'amore. E quando morimmo in coppa o Camposanti ci hanno fatto due statue marmori, ci hanno fatto tutti e due, a me e frate vostro ci hanno attestato così. Se ti cerca di piacere, ma lo fai. Per voi qualunque cosa, pure a costa e mitta sotto a un treno quando stai in sciopero. Può fare questo sacrificio, Vango, vedi se ci sta bambolino, fammi la scendere un momento. E ci posso io, non me. Io ho già accugiato sta camera d'aria perché si viene frate vostro e trova la camera d'aria che ne ha accugiato e che facciamo l'opera. Ha già capito perché non ci vuoi? Sì. Vuol dire che torna a reggere più tardi e ci venga a parlare io, questa signorina bambolina. E facete pure. Anzi, mo che trovo a frate, mi parlo prima Ah, voi. roiato, a me, voi a dato frate vostro a dire che faccio diritto che te ne va appuntamento con bambolino, per il campo fa nuovo lui, io lo metto no. E a me non mi passi No, passa, ma non lo mantene, lascia. Io mi manteneva esso, tieni me. Ma come vado a terra, ma lo farà? Lo fa pigliare ma anche nella notte, non si sale, niente, magari me ne va a cambiare su con mi senti le sigarette, ma si mette a male, ma si mette graziere. In ciao e niente, per quello ora viene nessuna maniera, sta niente da fare, niente da fare. Dunque, brigadiere, io vi ripeto quello che vi ho detto. Io vi do la mia parola di uomo serio e onesto che opera, rindacchi lo locale, non ci metti più. E fai bene, perché un giovane onesto e serio come te, Mario, sa da mettere i sconti su, ci passa per turno a chi lo dà. E siamo d'accordo, ne abbiamo già parlato. Del resto vi ho anche detto che io ci sono passato per combinazione. E sempre per combinazione ho trovato l'amico che al momento opportuno mi ha offerto il caffè. Potevo rifiutare? Dovevo dire di no, non hagi capito, insomma. Del resto voi mi conoscete bene. E sapete pure bene che io non sono un giovane che le piace un gioco o che le piace frequentare i locali malfamati. Mario, io è perché che tu conosci che ti sto parlando così. Poco dopo che tu sei uscito, in quel locale è successa una sparatoria. E perché? Perché sempre per cause femmine. Quello è un locale frequentato da prostitute e uomini di malaffare. Ministro e deputato. Scusate, brigadiere, ma se è lecito, chi si è sparato e perché? Si sono sparate per piegarmi la bionda che le coppe caperichini. Celestino, Eh. Celestino, mettiamo in chiaro una cosa. Eh. Dunque tu lavori con me e io ti pago. E ti pago per lavorare.
Ma non ti pavo per te far rispondere in mezzo a delle Mario, cose che a te non interessano. Mario, per cortesia, fallo parlare. Qualche cosa da dire, fallo parlare. Brigadiere, che da parlare? Chi stai uno che tutte le volte che Arapavocco fa 36 guai a voce. Ci va ritta che faccio 36 guai a volte, Chi quando è successo lo sparatorio scrivo là dentro, Ah! Così che tu quando è successo la sparatoria scrivi là dentro? Vieni a mi fa piacere. E allora sai pure chi è che ha appicciato la miccia? Chi che appiccia la miccia, brigadiere, è sempre un fuchista chi che dà fuoco alla batteria. Sì, ma sto fuchista ha dato un nome e tu li hai saputo. Io già sapevo il nome del fuchista. Logico, logicamente. Si chiama Peppo Zuop. Peppo Zuop si chiama. Si chiama Peppo Zuop, brigadiere. No. Fai il nome. Non si chiama Peppo Fai il nome. Non si chiama Peppo. Si chiama Nicolò Lunare. Nicolò. Cerca di sforzarti. Ma già spuzzato, brigadiere. Sforzati. Già spuzzato. E allora cerca di venirti io incontro. Ce lo stai, per caso fosse Luigino Sturetta. La vedrete, brigadiere Luigino Sturetta, che gli ho produttore Carmena Abbiot e Giovanni Malamento volevo la purpetta in due piatti. Così che Giovanni Malamente e Luigino Sturetta che si sono sparati là dentro. Bravo, mi fa piacere. Ma facciamo una cosa, a mezzogiorno preciso... Venga a fare marina con voi. No, tu a mezzogiorno preciso vieni in coppa alla sezione. E quello che stai dicendo mo a voce, facciamo una bella deposizione per iscritti. Firmata e controfirmata. Firmata e controfirmata. State buoni, mariti. Aspettiamo stamattina. Firmata e controfirmata, ma a me che me ne importa che io non so firmare. Mari, ditemi una cosa, mi chiamo faccio la bu. Io ho già chiuso la bottega con di stacca, io ho il brigadiere che ha mezzogiorno già in coppa a questo. Ma questo secondo me, il brigadiere sarà scemo. E io credo che è scemo il brigadiere. No, ce lo stai. Il brigadiere non è scemo. Non è scemo. Però che uno scemo ci sta. Ci stanno scemi. Sì tu. E sono chi? Sì. E perché? Sì tu perché, mo ti spiego subito perché. Dimmi una cosa, tu sei testimone oculare di questo fatto? No, ma testimone con il culo no. Io l'ho già visto che la faccio, testimone facciamo. Ignorante! Stive tu presente quando si sono sparato Luigino Sturente e Giovanni Malamento? No. Hai visto perché ti scemo? Allora perché hai risposto in mezzo? Io ho già fatto tanto per dire una cosa, no? Ci hai fatto tanto per dire una cosa, sì? E se tanto per fare una cosa, il brigadiere a mezzogiorno ti piglia e ti spedisce al carcere di Poggioreale per falsa testimonianza, come la mia non mia. Ma modestamente fino a mo' ci mangiato pane e carcere. Tu? Tu secondo me hai mangiato solo pane e spinaci. Un frate e braccia di ferro. Chi ne ha frate, ma braccio di ferro? Hai finito di fare il pagliaccio? E poi ho volito voi che hai già fatto il pagliaccio. No, che fanno dei fuoci. E allora pensiamo alle cose più importanti. Si pensiamo alle cose importanti. Va via coppa, va. Va via coppa e cerchi non pazziare perché hai urnato non è buono. Non è buono, No, tengo i lapis a quadrigliere. Tengo la cervella che mi voglio. Avete ragione. Devi sapere che per la prima volta da quando siamo fidanzati la signorina Bambolina si è permessa il lusso di non venire a un mio appuntamento. Non è venuto appuntamento? No, non è venuto. E come va? Che ne sacci? Ora che è successo fatto? Ho fatto. Ho fatto era una media a sora vostra. Amelia Sorema? È stata qua? È stata qua, è venuta a Indovica all'Uquano, vicino a me, ce lo sì, dove sta mio fratello? Io ho già saputo che tiene appuntamento con Bambolino, ma ha pigliato per pietto, a Rosa hanno dato appuntamento, a me, io non so niente, e se ne è fiuto subito che gli devo trovare una buca. Gli devo trovare una buca. Gesù, queste sono cose da pazzi. Io non ho un appuntamento a Bambolino mi faranno appuntamento a me, lo sapevo solamente io, e bella e buono per sapere mia sorella. Ma allora è proprio vero che qua i muri erano in ricchi. E sono muri ricchioni. Cosicché mia sorella avrebbe saputo chissà per quale inconcepibile ragione che bella e buona io tenevo una... E chi ce l'ha? Ma lei ha ambizienze delle sigarette. Ambizienze delle sigarette? Ambizienze delle sigarette è una persona anziana, una persona per bene. Bella e buona, gli va fuori il pettegolezzo con mia sorella. Voi non sapete niente, signorina Amelia. Quella Bambolino c'è un appuntamento con vostro fratello Don Mario. Vattene.
Vattene, vira chi li ha contato, vattene. Vabbè, ce lo sti. Voglio fare che avevo fatto e come dici tu. Supponiamo che sia stato Don Vincenzo delle sigarette. E allora i saghetterichi ce lo sti. Che dici? Che io a Don Vincenzo delle sigarette lo faccio un bello regalo. Quella che costi più assai, quella che più desidera, io ho catto e c'ho dunque. Perché perlomeno è stato l'uomo capace, l'uomo che ha avuto il coraggio civile di dire finalmente a mia sorella che io amo Bambolino. E io la voglio bene a Bambolino. La voglio bene, ce lo stia a Bambolini. Sì, ci siamo giurati ancora una volta di volerci bene, non ci pensavo che non è venuto appuntamento. Sarà stato un disguido, sarà stato qualche cosa, però ci volimmo bene veramente. E proprio ieri sera a mezzo io l'ho ripetuto ancora una volta quello che le ho sempre detto: Bambolino, io ti voglio bene. Bambolino, tu sei tutta la vita mia. E io non te lascio, Bambolino, non te lascio manco sì. Ma che stai facendo? Sono come posso il Bambolino, sto facendo un bombolone. E non la lascio. Non la lascio manco si maccirano, capisci? È facile buono, ma perché quella Bambolina è una buona voglione, è una voglione affezionata. Non incaricate, si trova la sora vostra c'ho di chi? Ecco lo dice. Quello che ha detto tu, ce lo stesso potessero mettere in capo tutto il quartiere della sanità, che a Bambolino non la lascia manco per tutto l'oro, non me ne incaricate. Già, tu puoi fosse l'uomo capace che sa dicere una cosa che sta a mia sorella. E perché stamattina dietro il tuo coraggio e ci dice la sora vostra che vuoi tenere appuntamento con Bambolino? Ci state tutti! Anda bene! E regge, avete capito il regge? Hai capito? È statista, spione! A me è spilone! Ehi, un drechissa! Spilone sì, ma cachissa mai! No, ti faccio aprire, Io lo pago per lavorare e io va facendo i pettegolezzi a destra e a sinistra. Hai capito? O spione polizia. Oh, ma mo facito un regalo. Un regalo? Vabbè, il regalo te lo faccio. Però fermo restante che hai la mia coppia e mi ha chiamato Bambolino. Vabbè, io mi vado con coppia, ci dico Bambolino, hai tu massa scena bassa perché io... E che ti allarghi a fare? Io sì. Ci vuole educazione innanzitutto. Il fatto che tu la conosci da piccola non ti autorizza a mancarle di rispetto. Lo so. Tu vai alla mia coppia, bussi alla porta, quando ti avranno aperto tu dirai: signorina Bambolina, buongiorno. Ha detto Don Mario, volete calare? E se non devo panare? E mi scusate che sei ignorante. Va via coppa, tu sulle a porta. Signor. Appena ti arapano tu dici: signorina Bambolina, buongiorno. A Ritta Romario è scendita perché va da parlare. Allora va con coppa, signorina Bambolina, Ritta Romario è scendita, ha calato il panare perché essa va da tirare coppa. Ma si trova un po' da parte di coppa. È la stessa cosa, il padre sa tutto, è al corrente. O padre ha pigliato la corrente. E come già fa stamattina? Ma perché non capisci mai quello che ti dico? Il padre sa tutto. Sa tutto? Non ti preoccupare. No, perché chi a me mi danno poco che ancora poco. Va bene, ma chi se ne tu fa? Io vado ancora, ci faccio l'imbasciata, ma addirittura quando vuoi, quello che succede, una cosa da succedere. Va bene. Ma di chi è? Forse mettere un portone? Ma io dica così perché tu non cammini e guarda innanzi? Io ci guardo innanzi. E si capisce? Se non manca la caparetta, guarda innanzi. Ma come si può fare? Ma come si può fare? Io non ho capito. No, ma a quell'età che non sa agire da solo, e chi le hanno criato? Ma che sei tu? Mario, sei delinquente! Ma volete un po' che invece a mettere la funa notte a me commercianti? Ma che c'è stato? O veleno, o Ferrari? In che giornata che sarà? Che schifo! Se ne va Celestino è bene vicino. Che marino! Vicino. Omma. No, dico, tu ti rendi conto che stai parlando da solo? Questa è la strada giusta per andare al manicomio. Ma quale manicomio? È logico, tu parli tu solo. Ma voi non sapete fatto, mare mio. Ma come quello che dico, mi ha giocato 500 lire di mela a due fratelli all'angolo, lo sapete, Genetiello. Che la manata fosse niente. 3 manelle a così, ho perito, no? Ma che c'è stato offera? O velenare? Erano fradice. Facevano schifo. Vabbè, ma tu le hittate si malelle, ne vicino. Come mi mangiavano, ma è giusto la città. E allora basta. Una volta che hittate in malelle il problema non esiste più. No, ma il problema esiste. Perché io malella la città. Ma a prezzo in malella.
ha gittato pure 500 lire. E 500 lire sono 500 lire. Per me, povero vecchiarello, che mi guadagna qualche chilo mangarello, sa chi è io. Hai ragione, certo 500 lire non si guadagnano facilmente, specialmente dopo che prendi sigarette, la paura, la finanza. Dici tu? Mario! No, vieni qua! No, ma non mi fa passare Non ti compromettere, ormai è passata. Fai una cosa, guarda, che se sono 2000 lire, che se sono 2000 lire, t'accatto un bello chilo di mela a nucco e non se ne parla più. No, ma è che sono queste cose. E voi non mi offendere, che significa? Che la madre fate 500 lire e poi si va a rimettere 2000 lire. Ma non si è mai detto, ma mi offende. E chi ci azzecca? No, ma vi prego, non dite a insistere perché mi offende. Ma io mi offendo. Si offende, e quando dici che si offende. No, ma io mi offendo, non... Ti sei offeso, vicino? Dice, ma perché ti offendi sempre? Tu non hai capito. Ma volete, ma mi da credere, non sa come si sono trovati lì, ma mi da credere, ma... Stanno in buone mani, l'importante è che ne fai buon uso. Grazie, ma però non voglio. No. Perché già è troppo quello che facete per me. Già, li faccio, ma che faccio? Non faccio niente. Guarda voi che non facete niente. E mo a 1000, e mo a 2000, e mo a 5000. Licenze le sigarette, queste cose non si scordano. Già, mi può pare che bacare il moso ne chi stu passi. Dice che è la salute che è importante. E i soldi non possono ricevere proprio niente. Tu ricordi a Panano mio papà mio? E come non mi ricordo? Di che santo? E mo non nasce né più. Qual era la ragione per la quale lui camminava per Napoli o salutavano pure il prete? Perché era fatto ancora male. Perché quando teneva una lira non era la sua. Faceva del bene a tutti quanti. Lo chiamavano scialaccone. Talo padre, talo figlio. La vita una come un nomare. Ormai mi può dire che amo lei. Un giorno che vi scusate la signorina Bambolina, e già essere prima a essere invitato. Come no? Io poi una brutta figura non la faccio fare. Con tutte le miserie mie in questo dia decente mi faccio, perché voi non dite fa brutta figura. Ma guardate mo, se ci stesse qualcuno nel quartiere che caso tutta mala lingua mi da credere, ma potessero ricevere quanto è ruffiane. No, ma non sono ruffiane. Voi sapete che sono rimasta vedova e non ho potuto avere la gioia, che la felicità è crescere una figlia. E per me prende scusa a Bambolina. È come per essere una figlia la mia, ma. Grazie, vicino. Devo dire proprio che hai un animo sensibile, un animo nobile. Bambolina è sposa con me. Che bella cosa. Vicino, a proposito di Bambolina, ma non l'hai proprio vista stamattina? La verità no, perché ma? E sapere una cosa, che per la prima volta è mancata un appuntamento. Mi ha fatto aspettare un'ora e mezza imballata in mezza via. E non sa più quello che ha già pensato. 1000 cattivi pensieri si sono alternati dentro la capa mia. Ma ti giuro una cosa, che con tutto bene che voglio, se la gerinda in mano non sa manchi quello che faccio. Ma era venuta all'appuntamento e non è venuta. No. E vi siete scordati che oggi è lunedì? La signorina Bambolina non va mai passare questa santa giornata se non va a trovare la mamma in coppo cimitero. Ormai PS è come se fosse una devozione, come se fosse un avuto fatto, ecco. Ma lo sai che mi hai ricordato proprio questo fatto? Ma voi certe cose importanti non ve l'avete scordate. E non dite fare cattivo pensiero sul conto di Bambolina. Bambolina è pura come l'ha fatta la mamma. È stata certa che non vi faceva mai nessuno torto. Piuttosto avete deciso la data del matrimonio? No, tutte le volte che parliamo della data del matrimonio lei dice: Mario, non ti preoccupare, è prematuro, c'hai un scanaglie carattere. Che prematuro carattere, ma... E quando allunga diventano sierpe. Hai già capito, Ma appena vedi la signorina Bambolina ci parli, la faccio decidere a prezzo. Ormai prima che muore, va già per sposa, felice e contenta. Già, tu parla bello, però prima di convincere a Bambolini di decidere la data del matrimonio, dovresti essere capace di convincere mia sorella Amelia, che le ha spina mia. La sorella vostra Amelia? Sì. E Gesù perché è ancora ostinato contro questo matrimonio? Ostinata pazza. Voi che dici? Ma a poco Celestina mi ha raccontato che è stata qua e appena ha saputo di un mio appuntamento con Bambolino dice che ha fatto l'ire e Dio si è mise a fare strilli pazzi.
Sì, ce lavo con quella guaglione, io non ho capito il perché. La sola vostra meglio tutto. Gesù, ma no. Chi è me? Oh mamma, che succede? Oh mamma, Ma voi si sapete chi te vive passato? Io sono stato quasi 4-5 minuti fuori la porta a Tuzzolio, tutto insieme a sentire una voce a rinda e detto chi è? Io già non mi, non appena già detto, sono Stino, mamma mia bella, prima era avuta la porta, ma era prima non pone in faccia e poi mi ha detto certa roba e rinda che sta per appresso. Oh, mamma mia bella, oh mamma, vedete che mi ha fatto arredare la capo, mamma mia. Mamma mia! C'hai un piccolo bitorzolo. Che bitorzolo? È chi mi ha miscato il bitorzolo? Ma non miscate voi il bitorzolo! E dai, miscate il bitorzolo! Ma che sto il bitorzolo? Mamma mia bella! Ma rimmanaco! Mamma mia bella! Ma bambolini ci steva, Pico? Non ci stava troppo, ma... E te l'ha ritto padre che non ci steva? E manco padre mi ha detto che non ci stava. Perché quando mi ha dato la roba a prezzo ci stava bambolino in coppa a scemo, perciò mi ha dato la roba, bambolino non è asciutto e bambolino non ci stava in coppa, ma facetemi piacere. Io vi aspetto che ha portato la capo ospitale. Mamma mia bella! Oi ma! Celestino, Mamma! posso sapere perché il padre e i bambolini ti hanno dato roba appresso? E perché ogni volta che mi vedrà a parte coppa si crede che sono chi caccia persa a capo per bambolini. Ah, pigliate chi studiate zor. Mamma mia bella. E non ne faccio più. Tengo pure il bitorzo in capo, mo. Mamma mia. Ma il fatto non finisce qua però, Non mi ha appiccicato proprio mio. Perché sono robe ai principi e quando state a fare oggi, che mi state a fare? Non mi ha appiccicato. Già, e poi ci dice che si porta rispetto al cane per il padrone. E o cane sono chi sono? Già, ecco. O cane sono chi Vieni a sono? catti. Che mamma è ospitale. Vieni qua. Vieni. Torna via qua. Celesti, t'ha giudito torna via qua. I che li grariati non ne sanno manco per tutto loro nome. Capisci? Capisci? Io sono un cane e io padrone. Ah, tu che li grariati non ne sai manco per tutto il loro nome? No. Sta bene. Vabbè. Allora vuol dire che oggi è lunedì. Tu porta avanti tutta la settimana, Arrivato al sabato, ti levi sta mappina a cuore, ti metti la giacchetta e te ne vai. Non ti voglio vedere più, hai capito? E basta così. Obbici, vuoi Scusa, faccio tutto, come? obbici. No, non mettere niente. Obbici, hanno tutto cari. Ma sta tutto il quartiere nella sanità per testimone. Eppure San Vincenzo nella sanità. Avete visto cari? Mangia lo sta mappina con, mangia mettere la giacchetta e me la già io, state per testimone. Ma qualche giorno è visto che mi tocca. O voi fatti da me, o io a buscavo. E cercatemi di quando più presto è possibile, perché tanto si è capito che io di un imbecille come te non mi posso servire, hai capito? E vi schiatto tutte le cameratarie. E i fischiatti e recchio, stu zuzzuso. A mezzo chiuso, sì, a mezzo chiuso, ma ce l'avete 4 giorni fa perché venite a chiovere. Vedi, ma io cercatemi io, hai capito? Perché se no mi perde staff e va a farmi che mi sporca in mano quello a te. Insolente! A me puzzuletto! Guarda, io lo chiamo insolente e chi le capisci puzzolente, quindi se è possibile. Ma con chi aveva a che fai? Guarda, vicino, guarda, quello mi blocca il sistema nervoso. Ma è volete calmare? Non è usato certo frasari con chi ne sa questi fatti insolenti, che significa? E d'altra parte, ormai, vi da calmare, e che sono sti cose? La gente che sente va troppo che si crede. Vicino, chi non è buono né per friggere e né per arrosto. E adesso te lo dimostro. Tieni me. Che sta? Io vero che tu non sei domestiere. No, io ma sono secondo te, incompetente. secondo te questa è una ruota rivestita? Guarda, è che sono tutto nostro, Hai parla visto? autostradoso. Hai visto?
Ma mi devi dire una cosa, colui che ha commissionato questa ruota che dovrebbe venire a prendersela, te lo ritti e ma schiaffa in faccia. Ma se permettesse, ma schiaffa in faccia, mai. No, a me, io sono io responsabile. Va buono, ma lo sa che l'opera è insomma, e d'altra parte che volete fare? E se non tenete pazienza voi ci c'è da tenere, non tenete un cuore così nuovo. Chi è rimasto infantile non è sviluppato il cervello. E non può che c'è. E già, mamma, non facci da così. Non sa che farà problemi, ce lo stai, ma sta sempre nervoso. Però voi state nervoso perché... Ha già capito? O mi mette sotto a chi lo portone, mi mette i sentinelli. Appena vi la signorina Bambolì, ci parli e va a farci un'icca, così voi discutete tutte le vostre cose. E non facete ridere la gente del quartiere, ma che sono queste cose? E su con la vita, su con la vita. Grazie assai. Datemi permesso. Va. Oi, un uomo del popolo, un uomo della strada, che non t'è parente, non t'è niente, eppure è così sensibile ai tuoi problemi che darà sempre una mano e ti sta vicino con la sua simpatia e il suo affetto. Tale e quale stuffatente che si è pigliato solo, è buono solo a rubare. È buono solo a pigliare i soldi, è buono, già, perché tu sei buono solo a pigliare i soldi, tu aspetti solo il sabato, quando si deve fare l'amministrazione, vuoi essere giornato non so buono per te, perché si tratta di faticare, ma ti devo far ritorno come quando sei venuto a faticare però. Ah, sì, me lo ricordo bene io, tu non te lo ricordi, quando sei venuto a faticare che avevi le pezze dietro i fondelli dei pantaloni, a così da già far riducere, e bavara la fame, a fa cavolo, questo secondo te è una ruota questa? Questa è una ruota rivestita, sì, e questo è triste pure il coraggio di dicere che da giumbare a fuoco misto, schifoso! Guardate qua, guardate. Ma allora secondo te a mettere a pazzi a nascondere e tigre, non ci capite? La vogliamo finire o non la vogliamo finire? Io ho fornuto perché a giacchettella mi sembra un soggetto. Ma fu con tre marchetto, ma. O con tre marchetto, quando abbiamo venuto, la settimana che trase, ci trovo pure la coscia, abbiamo venuto fra 15 ore, abbiamo venuto fra 20 ore, abbiamo venuto fra 30 ore, fra 40 ore, fra 50 ore, non ti sta. Hai capito, non abbiamo venuto più, e che si appina me, se ne ha busato tutto quanto me cambiato. Perché in gioco buone cemerello, e che cemerello malamente, che già fa? Carica però, carica, ho marito no, la faccia papaista scinata che mi hai fatto, la faccia papaista scinata, poi ce la faccia papà, a prendere il bambolino, così prende il bambolino qua, in c'aveva Parigi, a rosterissimo. E invece io non ci dico niente, ma faccio come ho fatto la testimonia a coloro, poi, poverino. Celestino, sai, Mario Mastro tu è addosta? O Mastro mio? Sì. O fidanzato mio, arrosta? O fidanzato mio? No, o fidanzato mio. O fidanzato mio? Arrosta. Mo sei per qua. E mo'? Aiutalo. Ho Vincenzo sta là, bambalone patata sta qua. E io sto cagare qua. Celestino, voglio sapere, o Mastro tu, o fidanzato mio, arrosta? Se mi sa fa amore. Chi? O Mastro mio. Ma che stai pazziando, io sono chi è innamorato? E fa amore con bambolino. Oh, Celestino, ma sei sembriato stamattina. E che bella giornata che hai schiavato. E vado fuori bagno. Come già fa a cambiare ciocca? È tutto mio solo. Sai, io sono in la finestra, a stamattina ancora a terapia. Ancora a terapia la finestra. Cucù. Celestino. Chakra. Celestino, aprimi le braccia e mi vengo. Arrotiamano. Io mi butto? Non ti menare che chiamo in terra tutti e due. Allora non ti muovere, mi butto per le scale e vengo da te. E se ti vieni per le scale non vieni da me, voglio ospitare, no? Vengo tosto. E mi trovo muscio.
Ah, prima pure che ci mancava qua stamattina. Pure che ci mancava. E Eccoli a te, tesoro mio. Abbraccio, ma stringiamo, ma bucemo. Ma cos'è questo raffreddamento? Ah, ci pigliato un raffreddore? No, dico cos'è questo tuo raffreddamento nei miei riguardi? Nervoso. Forse non mi ami più. Carizia. Sì. E così tu non mi ami più. Io ti amo, ti amo. Se sta zitta non ne parli, capito? Perché è come se tu avessi una venisse. Tu ne parla, non ti voglio sentire parlare, vattene. Sei brutto. Oh, sei brutto. Fornì, grazie, capito? Ci sto nervoso e fa fattere viva, boh. Stai nervoso? E che ti hanno fatto? No. Dimmelo a me, te la vie pacca la faccia. Dimmi chi è stato. Io vado, gli ammacco un occhio, sai in coppa di callo. E mo poi dice chi è stato, e mo parlate, lo faccio ma accomienci pure tu, accomienci. Sto nervoso, lo mastro mio, a Mario. Don Mario. E allora non lo posso ammaccare un occhio. Vuol dire cosa gli sono in coppa di callo? No, non signore, tu sei femmina che queste cose non le fa, la già fai perché sono uomo. Hai ragione, se no ci fai una brutta figura. Ma tu non aver paura, appena vedo, avvicinati tutto farò, con un'aria di prepotenza. E la raio, non schiaffo i carocci, tre pacche, sei capisce la chianetta. Sì, grazie ai tempi che ci varella che non so buono, non tengo a mente tutta sta roba. Piuttosto dimmi una cosa, stamattina sono stati 2 mezz'ora sotto la finestra, a Rosi sta. E non lo immagino. No, non lo immagino. Stavo davanti allo specchio. Mi stavo facendo bella per te. Ma. Tu sei scordato stasera, Ravi Mai? Ravi Mai. Dobbiamo andare a visitare la chiesa delle pentite. Io non l'ho mai vista. Stasera scimenata volta per chi a visitare la chiesa delle pentite. Grazie, sono 3 mesi che facevo amore, mi hai fatto visitare tutte le chiese di Napoli. Ma che devi sentare, grazie! Che devi sentare? Io sera vengo un po'. Io, grazie! Io già fa amore. Ma che fai? Quello che mi aspetta. Ma vattene, popolo! Sono 3 mesi che facciamo amore. E me ne date chiese e monumenti. Che c'è di male? Cara Graziella, ma fammi un favore. Quale? Circa mezza non mi squida. Casi New York e chista mi piglia la pazzaria. Si pure mi è via, da già violenterà. E ti metti a cavalletto. Tu pulezza che ha scoperta, poi ti pompa, poi ti sgonfia, poi ti torna a ti sgonfiare. Facci 100 bucature, ti dilata la valvolina e poi virici la spina che ti sa combinare. Sto aspettando tanto sto momento, che tu mi abbraccia forte e prepotente. Lo dubbio mio è che tu non tieni niente, nemmeno confiatore per confia, ma pare non me paglia, ne tiene tutta bocca, mancano 10 figli, si buone e ma fa, mentre vogliono amare, come sa fammi affusciare. Tu non pensi mai a far amore, l'acqua a bocca mi fai fa, sono sicura e ci scommetto e sono sicura, che si fammi dire a nulla tu, da vuoi da parte là. Ma che parlano solo miezza via, perché so pazze te, sciasciona mia, e se ti sonna notte, mi scende là per là, resto nervoso e penso, grazie alla mia testa, soltanto tu è picciato che sto cuore, mi sento come tosse in un brasiere, non dormo più vicino a te. Tu guarda e mi sento sta nervatura, che mani sbaglio tutte e bucature, non dormo più. A me mi saglia in capo un calore che non si può stutare. A me piace tanto fare l'amore,
chi sto baccalà. C'hai colpa tu, non mi sai pigliare con sentimento, mi tratta come fosse non me niente, l'ultima repetiente, no povero Zulu. Se fosse un masculone, mio caro Celestino, sta povera guagliona non stessa a sospirare. Ieri mattina a sera volesse fare l'amore, ma tu non tieni cuore, perciò non mi può dare. Se mi mette una mano in culo, io mi sento una mano molla, non mi pare un catecolla, non mi sai ammazzicciare. Violentarti così non posso, ti assicuro che se mi sposo, con un vaso mi mangio un'assa, la vaso in quantità. Ma tu sei fritta e chiamata paro, frate sarchiatone, tu stai quasi per spirare. Ci va solo carrazzone, non ti fire camera, tu non tieni manco qua. Io non tengo manco qua. Tu mi pare un cachizza che le prima qualità. Io non tengo manco qua. Tu non tieni manco qua. Tengo stesso capo cuore a banane mio papà. Tu non tieni manco qua. Io non tengo manco qua. Tu mi pare un cachizza che le prima qualità. Io non tengo manco qua. Tu non tieni manco qua. Tengo stesso capo cuore a banane mio papà. Tu non tieni manco qua. Io non tengo manco qua. Tu mi pare un cachizza che le prima qualità. Io non tengo manco qua. Tu non tieni manco qua. Tengo stesso capo cuore a banane mio papà. Mamma mia, tutta te vanno come da stipati, avremmo capito. E non tengo manco o canze massetta. Non si può manco a tassattare. Sta vieni sta, Ci resta, Oh, mas. Senti che adoro lo profumo crudingo, che lo usi tu? No, io uso proprietà. Proprietà. Sta venendo, Sta venendo, Oh Martina, state attento. Ma dimmi una cosa, mi sbaglio o ti avevo licenziato mezz'ora fa? Ha già fatto un'ora straordinaria. Chi stiamo momento? Accisci, fa. Ma io sono qua. Io sono qua perché abbiamo fatto un marchetto. Come fa? O con il marchetto. Hai capito, grazie? Issa sta ancora qua perché ha affondare il marchetto. Si capisce, Gesù, che c'è da ridere? Se ha lavorato con voi gli spettano le marchette e ce le dovete dare. E ce le dovete dare. E me le dovete dare. Aveva ragione, quella gli dà ragione perché ormai loro sono una coppia affiatata. Io sono un'anima e uno cuore. Ma noi e marchette facciamo tutte e due. Sì, si capisce. E già, non poteva essere altrimenti. E logicamente si nasce un fatto a uno, chi l'altro ha ragione a chi l'altro, perché loro stanno pure per sposare. Forse. Hai fatto che sta bella parete? E bucale cristallo, che belli bicchieri, se ma quando più tardi si faccio e corna cacciano che e non adoro si e guattate marozze. Brava, che stiamo momento, sagliela un coppe galla, va. Dato che io sono stato sempre una persona corretta con voi, ma da fare una cortesia, i gallettini da destra o a sinistra. Io per norma e regola tua i calli non li ho mai avuti. Non è stato ingallato. Ah no? Già.
Già, che loro ha ragione, io non ci posso pensare. Ma io l'ho capito perché gli dai ragione. Sì. Perché tu non sai quello che è successo qua mezz'ora fa. No. Che è successo per sapere? Che è successo? È successo che io gli ho chiesto un favore da niente. Ha giurito in un momento in coppa tu bambolina, la mia fidanzata e me le ha chiamato. E crede che lui si rifiuta di fare queste cose. E capisce che te ne avrei con queste cose. E capisce è un operaio specializzato, per cui non può andare. Tu hai capito? Dopo tutto quello che hai fatto pis, che l'hai fatto cristiano e uomo. Poi quando è dopo mi ha già sentito chi si rifiuta? A un amico? A un fratello? Se sentito cristiano da una parte, l'uomo da un'altra parte, l'amico e il fratello da un'altra parte. E si ha già fatto giovane in da potere che ha già faticato, non ha già fatto rucco. Che sarebbe questo rucco? Rucco in tedesco significa ruffiano. Ma quanto tempo sei stato in Germania, tu che parli sempre tedesco? Mai. Mai. Già, lui non può fare il ruffiano, perché lui è un operaio gommista specializzato. Si capisce? Chi t'ha imparato però a te fu gommista? E chi t'ha imparato a mettere il balbolino nelle ruote? E chi t'ha imparato a mettere il roto sotto in macchina? E chi t'ha imparato a gonfiare? Graziella. Ignorante. È ignorante, va bene. E quando dopo ti senti i ringraziamenti, hai capito? Dopo tutto quello che io ho fatto per lui, ecco qua, lui ti ringrazia così, negandoti un piacere da niente. E ha ragione, Don Pozzo passa noi, mi sa aiuta a me in coppa e calma. Quando uno si va a imparare un mestiere, la prima cosa da ruffiano a ruffiano. Io non faccio lo stesso quando mi è a imparare. Senti, grazie, ti voglio bene, ti ho voluto sempre bene, ora ti voglio bene ancora. Se ha già fatto l'operaio, io ruffiano non lo voglio fare nessuno. Io vi già ringraziare per la seguente ragione, perché chi mi ha imparato a mettere il roto sotto le macchine? Chi è che mi ha imparato a gonfiare? Ecco. Chi è che mi ha imparato a montare gomme? Ecco. Pirello. Esciuto Pirello, esciuto. Celestino. Pirello, la gomma del ponte. Celestina, vieni qua! Celestina! Scusatelo, signor Pirello, di là tutti scema. Mo pigli per il capo porta te. Celestina, vieni qua! Guardate Pirello, guardate, mi hanno cagnato un nome. Già, io non mi chiamo più Mario Buonocore, mi chiamo Pirello. Chi le poi ci voleva Pirello per imparare, imbecille. No, io già avrei quello che già fa. Chi se ne andava innanzi per me, perché se no io, chi lo sa, io trascendo e perché... Omma, adduia. E che giornata che hai schiarato? Adduia. Dice, ma niente meno che tu ti spiezzi sana per domandare aeroporto. E allora, secondo te, aeroporti sto già in officina? E proprio moi, vai. Aspettate un momento. Aspettate. Dici? Che rit? E beh, avesse passato noi si ha già capito una parola. Omma, che ne ho sopraffiato. Gli tengo una bella sorpresa per voi. Ecco, finalmente ho capito. E dammi la sorpresa. E capiglia in da sacco, ma che è una cosa importante. Aspettate un momento, non vi muovete allora. No, signore, non mi muovo. E non vi muovete? E chi si muove? Bambolini. E muovo. Guardate che chi ci sta. Già, chi non muore si rivede. Io mi rispondo, non sei stato perché non si è venuto appuntamento. Mi fate rimanere un'ora e mezza imballato in mezza via aspettando te. Voglio sapere perché non sei venuto. E non ti dica quello che mi è successo, i pensieri che mi hanno acceso, non avevi più che pensare, voglio sapere. E senza la minima bugia, bambolino. Non mi ricerà bugia perché io me ne addono e mi sagli tutto lo sangue. E studiate un po' a radio. Datelo tempo almeno si spiegava. E giura a me che dici tutta la verità. Ti giuro per quando ti voglio bene. Basta, non giurare. Non giurare perché ti credo. Ti credo perché ti leggo in dall'occhio tutta la sincerità. Avete visto? L'ha fatta chi sto giuramento?
Oh, spero che non tenete più dubbi sul conto dei bambolini. Bambolini? O via domani. Non arriva niente più rustico su tutte le furie perché tu non ne più da appuntamento. Già, tu fai ambressa a parlare. Volessi avere a te o posto mio. Con la spietta un'ora e mezza hanno pendono e non ha vita venire e non sai più quello che ha pensato. D'altronde è giustificato. È giustificato perché ha la gelosia che mi fa scipazzo. Su gelosono mi non andavo a fornire. Sim, veramente sei geloso di me? Sì, bambolino. E geloso di che? E chi? E tutto. Sono geloso per fine l'aria che respiro. E tu dimmi, ma vuoi bene veramente? Me la dimanda. E mi sposo veramente con piacere? Io può mettere in dubbio. Tu sei stata capace e mi fa scordare bene che hai tenuto per i bambini. Che la piccerella mi hanno accompagnata per tutta la vita. Sei stata capace e mi fa trasire in tuo cuore nata amore, nata passione più forte dei bambini stessi. O bene mi per te. Come sei bella. Come sei bella, bambolino. Quando parla così mi pare come se in coppa a terra e si stesso veramente sull'io per te. E io ti giuro, bambolino, che difendo a raggio l'amore nostro da chiunque ti potesse toccare solamente un capello. E ti giuro che s'arraggia per te, sora, moglie e mammarella felice. Cridami amore mio, ti dice una bugia, chi dice che d'amore non si muore, dai quelle sonne mie, da tante pensieri. E so gelosa sta felicità, so gelosa da sola de carezze d'ovviente e chi sto occhi lucenti si non guardano a me, sono mie, ma sono suonate che stiva un braccio a me, che innamorata, fammi sentire il calore del carezze in mano. So gelosa e so bene, voglio andare sulla te e dimmi se ci sta innamorata, che innamorata me. Te voglio di più che la pensi te, che fosse che sta vita senza te. Te voglio tanto bene e tutti i suoi si chiamano come ti chiamo tu. So gelosa de carezza viene
e chi scoppia lucente se non guarda vita da vita mia a Gesù nata che stiva in braccia a me più innamorata fammi sentire calore quei carezze stimate so gelose stupende voglio a te sulla terra e dimmi se ci sta non innamorata che innamorata me che innamorato è me. So geloso da solo, le carezze dovunque. Com'è bella essere innamorata, bambolino. Sì, perché pure io sono geloso. Ma io non sono geloso di te come si può essere geloso in innamorata. Perché tu per me sei assai più importante. Sì, tu sei la luce, sei il sole, sei l'aria che respira. E io ti voglio tanto bene che sono convinta che se non fosse nata, ti avrei avuto un vantà per la mia felicità. Sì. Fammi sentire calore de carezze e stimate so geloso stupendo voglio a te sulla terra e dimmi se ci sta non innamorata Che innamorata me. e te? Sì. Che innamorata e non ti metti scorne te l'abbraccia a mia vita. Scorne? E perché scorne a me? Bambolina è innamorata mia. Innamorata te? Sì, è innamorata mia. E quanto prima sarà mia moglie, a mogliere Mario Buonocore. Mogliere te? Come sei ingenuo, frato mio. Quando pigliati sposa a bambolina la sanità, senza sapere, è meglio che non mi fai parlare. No, parlate. Che tenete a dire un gol a me? Perché non volete che mi sposo frate vostro? Perché la famiglia tua non si può imparentare, che la famiglia Mario Buonocore. A me state attento a quello che dice, capite? Basta! E perché va? Voglio parlare. Ha già parlato. Ti so più grosse te, sono solita. E tengo dritte da la pilluccia si tieni giù. E se tu non abbada a dormirti piedi, che se ci ha già pensato io. Ti ripeto. Tu a bambolina la sanità non da sposa. Io mi sposo. Non da sposa. Ma sposo! Ma ricordati chi era mamma e bambolina la sanità. Mamma è stata sempre una santa femmina. E poi pure si stata a credere quella che dice la gente. Che colpa ne tanch'io tutto il male che avesse fatto mamma. Ma è morto. Sta innanzi a presenza di Dio. E nessuno te ne ha diritto a giudicare. Né io, né voi e né nessuno. Io non giudica nessuno, visto che quello che dice la gente. E poi difende a frate. E allora sapete che parica? Da fandita villa per 100 anni, frate vostro. Bambolina, ma che stai dicendo? Che sta caggeretta. E in disa sorte, i difende a frate, ma... Non avete paura. O frate vostro sta qua. Ma son chi che la sta issa.
Perché son chi che non mi voglio imparare con la famiglia Mario Buonocore. No. No, bambolino, non parla così. Non parla così perché mi fai morire. Non ha retta a Sorma. Sorma non comanda niente. A volontà mia non la comanda nessuno. A te ti dico solamente una cosa. Perdonami se sta morendo questa farnescia così. Ma colpa non è mia. E non mi malerisce. Che mi maleriscesse tutto il mondo. Ma tu no. Tu no. Arrivederci. Va buono, a me. Hai visto? Hai vinto punto, hai vinto la battaglia, hai vinto la guerra. Ma che scopo hai fatto questo? L'ha già fatto per bene tu. No! No, a me. L'hai fatto per male mio. L'hai fatto per macchire senza curtiello. Perché sei stato sempre un egoista. Sei stato sempre geloso. E tutto quello che avesse potuto essere la felicità mia. Sì, e io ti conosco. Ti conosco a me, ma sei solo. Ma io mi scordo come sei solo. Mi scordo che ringasti bene, scorro lo stesso sangue. E tu qua, ti giuro per quando esiste Dio. Oh Mario! Che facevi? È solo. Che stiamo facendo? Che stiamo facendo? Io sono pazzo! Sono pazzo! E così, nonostante l'ostilità di Amelia Buonocore, Mario e Bambolina si sposarono e la loro unione fu allietata dalla nascita di una bambina di nome Angela. Quartiere Sanità, 6 anni dopo. Vedi, ti imparate a fumare. Hai imparato a Un fumare. porco che spiega molto. Sui nervi. Vedete fare un po' più attivo. Più Ma attivo. meno massa. E busciate. Lasciate una. Sta venendo, sta. Celestino! Celestino! Basta, mo! Non ce la faccio più ambiciosa a servire di padrone, barista e commesso. E sacca, Celestino! Oh Maria Allah, Celestino in viejo, Celestino in buono! Ma hanno fatto schifare sto nome, ma già cagna colore, ma già chiamano i loro. Per me. E beh, che vuoi fare? Io ho voluto accettare il mio servizio, barista e gommista. E mo perché te la mia? Ambicioso volesse fare a buio annanzi al re della mattina alla sera, volesse fare... Che tengo il commercio mio? Mi obbligasse a aspettare. Ambicioso. Guardate. Ambicioso, dicitemi una cosa, ma perché ti sei scata la vacanza, lo con coppa? Perché te, e secondo te fosse stata così cretino? Tenevi i pacchetti di sigarette, i chini, così vedeva la finanza sequestrava tutto qua. No, queste sono simboliche, vi capito no? Perché si viene alla finanza, viene a sequestrare e rimane con tanto una franca di voce con me. Io ho fatto morto, lo tengo all'altro. Ma dritto. Ho fatto morto, lo tengo all'altro. E perché se potevo quando passava là? Sta venendo massa. Sta venendo massa. Fate per altri. Pirello. Ah, ti sei assettato? Bravo. Sei assettato. Tu vuoi pigliare qualcosa? Un cognac, un caffè? Una chichicola. Celestino. Celestino, noi abbiamo passato periodi insieme belli e brutti. Ci siamo appiccicati, abbiamo fatto pace, poi abbiamo pazziato, abbiamo reduto, abbiamo fatto sul serio. Beh, poi è arrivato un momento che non si può pazziare più.
io ho dei miei problemi personali, non ti posso dire anche perché tu non li puoi risolvere. Quindi dovresti avere la bontà di essere un poco più carino e più intelligente. Io non sono intelligente, come hai fai? Non sei intelligente, ci metti un po' di buona volontà. Mi ha telefonato Don Leopoldo da Baccaro. Mi ha detto, Don Mario, le 2 ruote devono essere pronte per le 7 stasera. Sono che 7 mancano un minuto. Chi ci porta sti 2 roti, Chi ci porta sti 2 roti? E che sti che ci va chi? Sì, ci avete voi che avete venuto a chiamare a fare me, no? Ciavasti! Ma allora che hai parlato con Muri? Scemo! Porta 2 roti a Don Leopoldo da Baccaro, mu! Voi vado a fare fatto voi, state capendo che vado a fare fatto voi? Ma già fai fazza mia, lei non sa insomma, a da campa 100 anni, a da campa... Issa da campa 100 anni, sì, che la da campa, va campa 100 anni che lo capone campo basso, o zia Graziella. Perché, perché non avete capito, o zia Graziella che lo capone muretto, io rimanete 4-5 milioni, a mare per fare, a mare buone cose, si chiama facetto cose buone, certo Graziella, in modo dicete che sta bottega che tenga il gommo malamente, Graziella sarà avuto a bar. E io sto passando ai miei, perché se non volevo oggi è Graziella, io. Tu stai ancora in da bottega mia a tirare la panza. Già. E invece no, il Padre Eterno è giusto. Graziella ha aperto il bar, tu sei venuto a faticare a mezzo servizio sia con me che con Graziella. Con la differenza che a me mi fai fessi. E Graziella invece ti fa filare, perché Graziella... Quando ho fatto non lo va buono dal liscio pilo. Graziella dal liscio pilo. Io posso allisciare la Graziella può allisciare a me, ci potremmo allisciare tutti e due. Voi non potete allisciare nessuno, avete capito? Noi ci allisciamo i pili nostri, perciò facete i pili vostri. Va, mo. Te va a portare 2 roti, va. Portare 2 roti. E su, te va. Izza. Te ne so coraggio di a portare assottati come. E che frase tu. Andiamoci. Amici, Ivan ci dice una cosa. Vai dicendo. Ivan ci dice una cosa, lo dico pure annanzi a domani. Bello state assottati l'opera la mattina a sera. O Padre Eterno va a faccio un co'. Ma scusate, con tutto il rispetto che tengo per voi. Ma chi c'era tanta conferenza? Ma per sapere? Ci sono quelli vecchi che mi rispettano pure i preti miei da vita. Ma che non mi ha sputato in dannarecchia? E non mi faccio capace. Vicino, assiediti un momento. Con piacere, ma. Innanzitutto io ti chiedo scusa per Celestino. No, che c'entra? Però tu sai che io in altri tempi ti avrei dato soddisfazione di questa mancanza di rispetto. Ma non è un momento. Tengo tanti altri problemi e ti assicuro che la cervella mia gira come una ventola. Non capisco niente, sacci solo che è un brutto periodo e mi auguro che passi presto. Speriamo che passi presto. Mannaggia Bubba. Domma, avete sospirato. E che se non è cosa buona. O dice che qualcosa non va per verso suo. Che sta, Domma? Parla. Niente. Tengono poco il dolore capo. No, non è dolore capo. È da parecchi giorni che va genutata. Voi non siete più giovane, allegri e spensierato come una volta. Parlate poco e pensate assai. E che se non va mai. Eppure tutto quello che voleva la vita avuta. Mi ricordo il giorno che vi sposasse la bambolina, che la bella funzione rinda a chiesa, con tutti quei fiori addobbati, che l'organo che suonava in sottofondo della Maria e non teneva più lacrime per l'emozione. Bambolina tutta vestita bianca, con quella faccia rosa, mi pareva vera una rosa mangia. E voi con quella faccia più bianca rovella la sposa. Ieri sono passati 6 anni. Ne sono passati 100, vicino. 100. Tenete che la gioia figlia, Angelina. Ma però era un'Angelina e Dio. La fatica ringraziando a Dio non vi manca. Avete fatto pace con la sola vostra. Ne ho mai scusata. Ma perché ve lamentate? Con me che potete parlare? I scienze vostre vi conosca a chi vi va piccerilla. Conosceva che lo santo uomo rubato vostro. E non ci va voglia bene come mio figlio.
Parla, Tomma. Che sta? Vicino, tu hai detto una bella parola, hai detto che mi vuoi bene con mano figlio. E io ho lo stesso sentimento nei tuoi riguardi, ti voglio bene con mano padre. Anzi, ti dirò di più, tutte le volte che parlo con te ho l'impressione di parlare con Bonanno mio papà mio. E forse è questo che mi dà la forza di aprire il mio cuore a certe confidenze che io ti faccio e che sicuramente non farei nemmeno a mio fratello. Vicino, Bambolina... Bambolina? Che ha fatto Bambolina, ma? Niente, non ha fatto niente, povera creatura. Anzi, mi mantiene a casa in un specchio, lavo, cucina, stira, accudisce la creatura, la porta a scuola, fa tutto quello, insomma, che farebbe una buona mamma. E allora perché ve l'ha mandato, ma? Non me lamenti niente, forse sono io che esagero. Sicuramente sono io che faccio brutti pensieri. È la mia fantasia che lavora troppo, o certe vicine che mi mette paura, mi mette tanta paura. Ogni giorno è più paura. E paura che io, ma? E niente. Ti posso solo dire che Bambolina non è più quella di una volta. Bambolina non è più quella donna innamorata, appassionata, ardente una volta, che la femmina che divideva con me gioie e dolori, che la femmina che campava con lo stesso respiro mio e che un attimo di distanza fra me e essa era come una vita. Soffrivamo solamente al pensiero di dover rimanere distanti un attimo. Invece bella e buona Bambolina non è più questa, è fredda, è distante, è glaciale, capisci? Non le importa niente, oggi mangiato, non oggi mangiato, tengo una camisa pulita, non la tengo, mi sento buono, non mi sento buono, sto stanco, non sto stanco, non le importa niente, e questo mi fa impazzire di dolore, mi fa scipazza, dici, capisci? Che t'ha già dicere che addirittura in quei rari momenti di rapporti intimi, quelli rare volte che ci uniamo in rapporti intimi, addirittura Bambolino è così fredda che quando va che per me abbracciamo pare come se mi stesse a stringendo una statua. Oh, ma gli anni passano e voi non siete fatti più i giornatieri, innamoratieri una volta. Voi stessa avete detto che a Bambolina fatica a casa, accudisce bene a bambina e fa tutto ciò che avesse fa una vera e propria mamma. E che va già a dire? Può essere la stanchezza. Io piglio a me, oh, ma mi da credo. Troppo una giornata che sto incassettato in coppa a chi non scanno di allora. A sera quando mi ritiro a casa, che va già a dire? Non mi va nemmeno il genio, mi fanno pochi pasta scaurata. E guai, oh, ma. Guai se qualcuno volesse scambiare due parole con me. No, ma. Già, qualcuno. E rite qualcuno. E io non sono qualcuno. Io sono marito. Io sono padre della creatura sua. E a tu sta scritto. Dimmi, in quale libro sta scritto che due esseri che 6 anni prima vivono l'uno per l'altro? Due esseri che 6 anni prima non vedono loro si sposare per passare insieme tutta la vita. Due esseri che 6 anni prima non riescono a stare un attimo distante l'uno dall'altro 6 anni dopo solo perché è avvenuto il matrimonio. Solo perché c'è sta una figlia, una creatura bella e buona, è come se non ci fossimo mai conosciuti. È come se non ci fossimo mai voluto bene. Non a caso io ti ho parlato della buona mamma. Bambolina è una buona mamma, sì, ma l'amante, la moglie, la costa. E poi mi devi dire perché? Perché io vado a impazzipiesi? Perché io sono sempre più innamorato? Perché Bambolina costituisce la ragione unica della mia vita anche oggi, a distanza di 6 anni di matrimonio, io la voglio bene più dopo i miei giorni, assai più dopo i miei giorni. Oh, ma perché tenete un altro carattere? Tenete più fuoco in te vene. E questo è tutto. Lavate a villa certi pensieri in te cervello. Bambolina va bene. E è sempre la vostra, credete a vicino, insomma. Belle, papà. Hai mangiato? Hai fatto la brava? Sì.
Non hai fatto arrabbiare mammina, no, Angeli? Come sei bella. Bambolina. E che fai? Esci? Sì, arriva il momento coloniale, mi sono scordato di raccattare il candelino per capire torto Angelina. Devi buttare, mamma! No, tu resti con papà e mammina se vede bene, capito? No, voglio venire pure io. Ma io dico così, ma portatela sta creatura. Ma che fastidio! No, perché si no comincia a fare capricce. Poi caramelle, cioccolatine e poi non mangi più a tavola. E ma venga. Bambolina. E te ne vai a così? Non mi dai manco un bacio? E che già è America. Ma ti hai fatto qualcosa di male? No, non mi hai fatto niente. Tu non mi fai mai niente. E allora perché stai così nervosa? No, non sto nervoso, sto stanca. Ma capi, ma fa ridere la gente, sì! E perché avesse una ride la gente? Perché ti voglio bene! Perché non siamo più innamorati di una volta. Teniamo una figlia. Siamo sposati a 6 anni. Non teniamo più niente da crescere. Ci siamo fatta antica. Angelina, senta papà. Ma che? Ma perché stai così, papà? Mi pazziamo, che ti gridi, mammina? E poi pazziamo e ci divertiamo a fare sti scene come se stessimo recitando. Sì, papà. Senta, papà, fa una cosa, assettati qua, assettati qua perché mo papà giura la bottega e ce ne andiamo a coppa. Perché oggi dobbiamo festeggiare il tuo compleanno. Sì, papà stamattina ha telefonato a certi amici suoi, ha detto venite perché stasera ceniamo tutti insieme perché è il compleanno di Angelina. Ah, poi ha telefonato un pasticcere. Ha detto, signor pasticcere, fatemi una bella torta al cioccolato per Angelina, perché io mi sono ricordato che a te ti piace la torta al cioccolato, sì. E poi ha invitato pure a zia Amelia. Zia Amelia mi ha detto per il telefono che ti portano un bello regalo. Ma non sacci, non mi ricordo che ha detto, però sacci solo che ti portano un bello regalo. Zia Amelia mi porta una bambola, ma l'hai io. Ecco, sì, una bambola, hai ragione. Che è un ma? Giuriti giù a Brezza, stai un altro. Sì, vicino. Sto giurando giù a Brezza perché oggi è il compleanno di Angelina. Ah, sì? Sì. E allora ci riunimmo tutti quanti e ceniamo giù a Brezza. E ci andando sempre così, oh ma. Grazie. Voi picciretti, sicché oggi è il compleanno tuo. E vieni a tutti Vicenza, vieni, fatela gli auguri pure a Vicenza. Ah, come si bello. Oggi sa quanto belli regali che ti portano. Tutti gli amici papà, zia Amelia e zia Amelia, sempre presente zia Amelia. E che ti posso regalare? Due pacchetti di sigarette. E tu sei piccerella, non fuma. Però una cosa tenga per te è poca, ma in certe cose basta il pensiero. Due pacchettini come? Ti contenti? Non ti preoccupare. Angelina, dai un bacetto a zia Vicenza e dillo grazie. Grazie amici, a me come mi piacciono assai, ma avete fatto più belle regali. All'anima trafanella. E a dove sai a che sta qua? Che stia a gioia papà. È l'unica cosa bella, l'unico regalo bello, autentico che mi ha fatto tuo padre. Ma, a così era io. Ah, e poi ti ha già fatto una cosa che tu non sai. Che cosa? Sì, che? Angelina si sta imparando, ha detto che da grande lei vuol fare la cavallerizza. Sì, lei vuole fare i salti sui cavalli, come quelli là che stanno dentro circo, i clown, sì, come no. Ma facete mai saltare i pasta però? No, i pasti non li deve mai saltare, no che la mangi, non ti preoccupare. Ah, sì.
Ha detto che deve fare come fanno i clown. Sì. Ah, sì? Sì, sì. E che lo fa come si dice? La acrobata, un mamma fa. Papà le sta insegnando a saltare. Vuoi? Voglio vedere un mamma. Che vuoi? Angeli vuoi? Ci facciamo vedere a papà? Voglio vedere. Andiamo, facciamoci Non faccio vedere. neanche Bello, specie bello, antico. Ma ne avremo circa questi. Andiamo. Vieni a qua, vieni a papà, vieni. Vieni, no, non devi fare il salto davanti, da dietro. Fai il salto. Bello Sì, bene. perché non hai capito. Lo coi, mamma. Hai visto? Adesso che facciamo? Ce ne andiamo sopra. Andiamo, bello, andiamo. E uno, e due, e tre. Cari parte aiuta. Bravo! Ma che te saresti? E che bravo uomo che non va. Ma, prima no, e l'ambria scesa, va? Amici, avessimo visto anche lui disgrazia. C'è vestito. Avrete aiutato a portare 3 ruote a Don Leopoldo da Baccano. E quando sei spezzi e cosce buone? Stanno a portare 2 Coca-Cola e 3 arrangiato circolo ricreativo. E cioè loro che me l'hanno ordinato. Ma da fa perdere i clienti. Grazie, è calmo. Ma che mangia calma? È calmo, non vi viene lì. Voglio poi sta venendo, hai visto? Sta venendo? Però... Anche o magazzino sta chiuso. È morto Pirello. Non è morto nessuno Pirello. Oggi è il compleanno della piccirella e se ne sono chiuso a festeggiare, chiusi giù a preso. A proposito, senta. Ricite. Che hai fatto con quel Leopoldo? O Leopoldo, che hai fatto? O tabaccato. O Leopoldo. Io ti ho portato 3 robe. E come non hai da portare? Le portate? Hai portato i 3 robe? E te la date i soldi? No. Non te la date? Ma io che chi c'ha gerisce? Ma te la date o non te la date? No, i soldi a me? Te la date? No, non mi ha dato i soldi. Non te la date? Vabbè, non fa niente. Non sappiamo anche se l'auto No, ma vedete che deficiente, no, perché eventualmente se c'è Steve capisce per te i soldi, non dauli perché poi sta via coppa a festeggiare, hai capito? No, che sei che c'ha rimane o fatto No, non hai niente, tu sto non hai niente, hai capito? Siccome che tengono pochi cervello ancora luce, malgrado la mia aveva pensato non la fastidio, perché sta festeggiando la via coppa. La via coppa. A Rosè può mettere i soldi, insomma, io non volessi dire, ma non volessi dire, lo faccio. Ma come ce l'hai combinato con la hai fatto una tua, chi si vuole che hai fatto, hai capito? E c'ha già dice in coppa, è meglio che ci lo dico che sta in coppa, che ci lo dico rimane che bene capace, chi non mi fa nuovo, non vicino, ma non dauli, perché chi ci ha detto? E ho fatto ero Leopoldo da Baccaro, a voi non posso dire, c'ha già dice la Is. Gelo da buono. E ci dico Is, tanto che ci sta pure lo citrofolo sotto il palazzo. Ma ci capite? C'è sto citrofolo. Cretino, citofono, in tedesco si chiama citrofolo. Giallo tu è tutto tedesco. Ne fate schifetto tedesco. Ci ho pagato di non ce la dici, te ne ha capato. Mamma! Che ce lo sti? Ambicienza mi ha detto che lo fate i soldi. Voi non prendete più i soldi e manca a Don Leopoldo da Baccaro. E perché? Perché appena ci mi sento i roti sotto, erano sgonfi, e Don Leopoldo da Baccaro si è messo a fare con mio pazzo, ha detto che non avrete più, e si è Beatrice e Virgine a duchillato con me. Ma perché tu non te ne eri accorto che quelle erano mosche? I miei senteva tosto. Tu sei a schifezze tutte commiste. E io sono cresciuta sotto a buio. Babbo, hai ragione che oggi è la festa della guaglione e non mi voglio arrabbiare, però da domani mattina in poi ti faccio aprire quello che tu compri. Ad aprire si rimaniamo trovati, chiudo e passo. Non facessi una buona, ma che c'è gambappa? Ma che c'è gambappa? Ma perché non chittato sangue? Va parte rinda e vatti a mettere un fantasino, che sa da portare che la roba circola. Uè, fa un prezzo, perché è tardi. Voglio chiudere pure. Ma già mettere per forza che lo cosa potendo ancora. Si capisce. Tu sei scordato che ti ho assunto come cameriere. Va e muoviti. Va, muoviti. Che mi ha chiuso di qua un prezzo, muoviti. Invece a da chiudere graziella, voi vado a fare fatti vostri e nata fuoco a pavalla, ti capisci? Ya non che una mano a chiudere. Rara una mano a chiudere, io non faccio quei camminare. Sta
già, tutte cose preparate. No, ma viene troppo banco! Ecco pazienza, amici. Hai ragione, razziella mia. Ma mi crede, lei, che la pazienza che tiene, che dà, ma tu ti meritassi una maraglia rosa. Ma come fai a tutto? Ah, chi è come un creatura, un ovrito, chi là a certi momenti mi fa pure ridere. La vita sta sempre appresa, ha bisogno di protezione. Ormai sono 6 anni, io mi ci sono affezionato. Non te ne so cuore non la sa, ma fa tenerezza. A me mi fa schifo. Ammazza Mavria! Vabbè, andiamoci, noi cani, andiamoci. Ti raccomando, non scassa niente. Io non scasso niente, ma tu ho ambizienza e domani e avrei scassato a me. A finanza! Uè, ma è una fissazione con che la finanza. A già avrei la finanza, quanto fa già avrei? No, non ora da retta, Dice buono tu, non lo pensate proprio. Dice buono tu. Piuttosto, prima stava parlando con Don Mario. Sì. Ma che diceva? No. Io la verità aggiungissi qualche cosa, ma non ha già afferrato tanto buono. Se lamentava. Ma è che non dice, è che? No, che sa, ci dice che bambolina non è più innamorata come una volta. E essa si preoccupa, ecco. E aveva ragione, si preoccupa. Ma sarebbe a dire, piccoli aveva ragione. Spiegati meglio. Un vicino, per carità, io sto parlando con un uomo serio e non vuole ritrovare, ma mi sanno vicino. Voi capirete, non sta mica così. Ninni, non ha pigliato troppo a lungo. E chi si tratta? Si tratta di bambolina. Io dico solo una cosa, un vicino. Tale albero, tale frutto. Ma che sai? Saccia che l'ho già vista parecchie volte, con chi sto a cercare. E parla ancora a coro con quello Luigino Sturendo, innamorato di Carmela Biondo. La prima volta 3 mesi fa e ultimamente là di urlo, a Capemonte. A settata in da macchinerista che si abbracciavano e si vasavano come a 2 pazzi. Io dico alla fabbrica del cassoso che sta lì parte e fortunatamente non mi prettano. Ma tu sei sicuro di quello che stai dicendo? Hai visto buono? Gesù, è che sono scioccato, ne ho un vicino. Gesù, ma è mai possibile? Ta la mamma, ta la figlia. E rita antica, un vicino, non fallisce mai. E che volete fare? Allora aveva ragione il poveriello che mi ha fatto che non parlare. E come un brutto presentimento la stilata. No. Zitta, Ma no, zitta, per carità, un vicino stava nel Michelostino, non facete capire niente a chi, chi la mamma sta nei manifesti, non sapete le trici del mocco, per carità, zitta. Piccoli, ma per carità, queste sono cose serie. Casa vanga lei. Si sono rotte i bicchieri. Che pozza passa nuoia! Io avessate una fabbrica di cristalleria a parte rinda. Vattene, pover'uomo, vattene, che ti pigliassi in retta faccia. L'aria non sa me, non ti ha Oh magazzino mio! A scignetta sana quando è Scinallo. Amici, voi siete più bruttemi. Aiutami a pigliare. Che Aiutami a pigliare pacchetta. Pacchetta. Ma mi ridono poco, mo ci mancava pure razziello, mi dispiacerei. Tengo tanta stima. Ecco buffano. Ma c'è cassa. E cadda essere, Che cadda essere. Oggi Eh. pazienza è arrivata a quest'ora, mi ha credo, non ce la faccio proprio più. Sono vicciarino, gli acciacca non ci manca. I acciaccati ci mancano, avete ragione. Non mi piacere, ce lo sti, va. Decidi. Piglia la bottega e portali in tuo magazzino. Oh, Piglia la bottega e portali in tuo magazzino. io magazzino aeroporto. In da bottega. La bottega aeroporto. Diglio al bancariello, portali in tuo bar, mo. E decide che abbiamo il tuo bancariello in tuo bar. Aspetta me. Adama no. Mamma ro karma. Ecco di fa. A preso che andava niente più. O sacrestano avesse su nel campà. O che il signore avesse poi praticare. O che non avesse intesa che tramunezza. Io non già faccio più che mi gioca. Io già sono messo in sala nuda. Ma hanno venuto e assumuli a me. Ma hanno venuto e poi io. Avremmo qualche giorno che
Apri. Magari canci sta nessuno. Canci sta nessuno. Ci sono chi? E tu chi sei? Il cameratario. E allora non mi serve. Io cercavo qualcuno rubare. Qualcuno rubare sono chi, signor, perché che sto con Don Mario Buonocore che faccio il cameratario e che faccio il barista, perciò cameratario. Tu sei un cameriere? No, ma vanno poco lunghi, ma ha fatto perché si l'hanno bene cresco, tengo culla, ti capisci? Io che schifezza di cameriere. Ma da contentare, signor, perché è nato cameriere, non ci sa, già fa tutto così. E che ci fa? Ma con te? Riuscite che va già a servire e io sono a esposizione vostra. Portami un baby, ma ti raccomando, o ballandain o un cibas. Ci siamo capiti? Io non ci capite niente perché l'americano non lo parlo. Ma qua americani americani, io ti ho chiesto un baby, un baby! Ma quale Peppe, io conosco a sto Peppe, ma va capire in te piglia Peppe o mettere in te bicchiere, che sta americano fanno più schifo, piglia Peppe in te. Chi sta più scemo? I piglia Peppe. I piglia Peppe o mettere in te bicchiere, già vacci giù. Già, io l'avevo capito. Che dato l'ambiente e il cameriere non poteva cercare che una presa rana. Avete ragione, signor, che Ma a me l'annas non mi piace. è che è malamente pizzica in coppa alla lingua, l'annas non è buono, signor. L'annas non l'ha mai potuto soffrire. Avete ragione. Comunque, sai che puoi fare? Portami un cognacchino, ma. Pucciacchino non c'è. E tua mamma, no? Pucciacchino non c'è, signor, perché ieri mi mette la quissura a via Rinda, ci mette una tabella a Graziella che sta scritto in coppa, ora rossa la cassa, non si fa dei soldi, sta scritto al culo, no, perciò Pucciacchino non ci sta. Che va già lì, se volete, vi posso dare una bella aranciata. E tu mi fai perdere tutto sto tempo. Aranciato da vivo tu. Sì, signor, magari ci dite vicino a voi, vedete una bottiglia di varrichini, aranciato. Oh, sei pazzo, aranciato a me. Ma cosa ne fa sta specie di barra piatta? Ecco, tengo aperti io, tengo aperti Grazielli, lo tengo aperto. Giuro, lui è meno da me. Come? Meno da me. E non tengo costume. Ma chi se ne è venuto vicino a me? Figlia Peppe. Figlia Peppe, io metto ma cavieri, arapa portelli, scassa a Peppe. C'ho metti un cazzo gioco solo io scemo a camminare, cantando parecchi scemi, sta. In già faccio più così va. In un già faccio più. Tanto buona, zia. Se vorremmo rimane a ti piacente. A sta fama ronda rimane se ne va a piacenza. Ammaro Carmine, che stanchezza. Quando è arrivato che il sole mi ha creduto, non ce la faccio proprio più. Avete ragione. La picciaia è una brutta bestia. Ma pensando che già è a vivo poi, e mangiai a cucinare, non mi va proprio a gente. Non dicevo, muretta la prima moglie vostra, poi vi sposaste venata volta e poi pigliaste la seconda moglie. Giurate venata volta, almeno dite chi vi fa servizi alla parte di coppa, no? Ma tu fossi scemo. Ma con mall'età mi si parla di matrimonio. E sa essere solo un pazzo. Ma che state dicendo? Non mi dice che la mamma mi si sposi a 95 anni e a 105 anni facette a me. Mamma tu si sposai e a 105 anni facette. E ma tu sono? Ma meglio tu a trovare la mamma a casoria. Mamma ti aiuta a trovare la mamma a casoria. Tu che mamma ti stai ammaccando. E sto parlando della nonna mia. Mamma volesse imbriacare, non ci capite stasera. Fin dei vicini.
Viene sempre a capo appazzito, viene tu. E te stai dicendo, ma pensando che già è via poi. Ma già a cucinare mi va proprio a gente. Hai ragione. Lo sai che fai? Che facci? Ma me ne va a Don Ciccio. Un ciccio. Tu sai un Ciccio? Chi che te ne ambolo un po' sa Chi le- ciccio. Ma l'ambolo, dici un ambolo. Allora ci hanno schiattato. Ma ce l'avranno schiattati, sai che hai fatto su. A me mi risulta che te ne sta un po'. Questo si dice. Ma tu vedi che un Ciccio stai parlando? Chi non ciccio? Ti sto parlando di un ciccio pizzaiolo. Oh, pizzaiolo è mio gioco. Ma aspetta a tavola. Mi faccio servire. Ma che la pensa lì? Cavicchiaia, la morte è vicina. Ah, vi ragione. Sai che fai? Mi faccio una bella pizza. Una bella margarita. Allora io mi faccio da margarita e mi faccio la sora a Filomeno. Tu ti fai... E che c'entra Filomeno? E Filomeno, come la sorella Margherita, che sono terzi piano in dove a rossa a mia casa, lui, che la bella ghiattolina. E che non c'è fa che in dove vascia là ghiattolina? Ma tu che capisci? Mi sto facendo... Io ti stai facendo una pizza margarita, sai? Ma che la bella che la mozzarella. Invece, che bella cosa. Gonzalo. Gonzalo, avete ragione. No. Ci hai pensato? Ci avete pensato? Ma faccia la margarita. E non mi faccio mancare solo. E tu? E come faccia la pizza? La pizza me la faccio. Ce lo stai, ma lo sai che faccio? Lo faccio. Oggi cagnato benzina. Ma mi faccio un bello cazzone. E voi trovate facetemi una mutanda. La mutanda? Senza mutanda. Solo cazzone. E che danno sotto allora, ma tiene me. Non capisco. Chi sto cazzone senza mutanda? Chi le piglia a Peppi lo mette in dei bicchieri? Il che non capisco niente di più. Io me ne già a cambiare, non sto capendo proprio niente di più, non sto capendo. Proprio niente di più sto capendo, in nessuna maniera. Ma chi ha capito? Chi ha capito? Io tutto cosa mia, si fa un presso che è tardi. Già lo ha tutte cose. Tutte cose. Ce ne hanno più un presso, pure oggi ce ne hanno. Amoci. Che già lo ha prima. E sette. E me sette, amoci. Già lo ha tutte cose, la mia, la sorella che là da sé. Amoci. Apri. O tavolino, fa un presso. O tavolino. O pannetto. O pannetto. Tu hai detto o tavolino, che già fai? Amoci. O chiamo o tavolino, frate Peppo Zoppo, ten tre piedi. Non puoi! Vieni qui! Che già scassato che sta transa! Tu hai levato cosa la mia? Transa! E vuole pure a me, amica, sì! Non preoccupa, stai a parlando. Ce la facciamo ancora a tempo a ci pigliare una tazza di caffè? Mi dispiace, brigadiere, ma giusto da macchina. Mi dispiace a me. Ho avuto il piacere di incontrare la signorina Amelia per in strada e da buon pensionato le volevo offrire una tazzolella di caffè. Non fa niente, brigadiere, sarà per una volta. Non mancherà l'occasione. Speriamo. E poi non avesse potuto nemmeno accettare. E perché? Ma aspetta mio fratello per il pranzo. Oggi è la nascita della creatura. Qui, allora tanti auguri e salutate mamma Ritilla, Sempre tutto bene, Per forza, brigadiere. Meno male. Voi ho sapete che la frate per me è stata sempre come un figlio. Come non lo so. E Angelina è doppia figlia. Bella che la creatura. Che la creatura non tiene. Io ho pigliato posto loro. Ma io non mi fido sta una giornata che ne venga a trovare tutte e due. Lo so, donna Amelia. Chi sei ora, che la papiccerella? Sì. Vorrei che addivini voi che siete brigadiere non addivinate e addivini chi ci ha portato. Non pare stivale numero 74. È una bambola, che l'ha voluto? Tale e quale la mamma quando era piccerella, i bambini. E quello dello stesso pere. Beh, io me ne saggio. Datemi per me. Iate, tanti auguri. Grazie. Tanti auguri ancora e salutate mamma. A me vi raccomando, ma che vi mangiate quella cosa che è cannella a coppa. Io non la voglio perché se ne carnerina. Assipatemi un bicchiere e champagne. Va tipo champagne e la torta. Grazie. Arrivederci. Brigadiere, dicitemi una cosa. Brigadiere. Brigadiere, poi vedi che a donna Amelia ha guardato a piesa. Quella è una vecchia zita. Qui si trovi vecchia zita perché non facete un bel di zita imbuttonata. Sei sempre una malavita, non ci sta niente da fare, io la conosco da tanti anni, c'è bisogno di malignare adesso. Brigadiere, dicetemi una cosa, date che moglie e Graziella ci hanno sposato. Sì. E allora sapete, ci hanno addobbato la casa, ci hanno messo la mobilità. Sì. Però
Ancora già scegliere per te stanza. A quanto ha pagato rollo sta carta? Lascia sta, che sei cravatta. Tu non l'hai mai portata e non ne capisci. Non ne capisci. Non ne capisci. Brigadiere, poi che spissa che si fa? Ce la sti 30 anni che ho passato qui sul quartiere. Conosco a tutti quanti. I piccirilli si sono fatti uomini. I creature si sono fatte femmine rosse. E io sono sempre scemo. Sempre scemo, se tu ce lo sei, sempre scemo, sei rimasto lo stesso. Ma che gli ha cervello che ha così? No, grazie. Andiamoci, ce lo stiamo facendo pure in me. Da raccomando, vattene direttamente a casa e cocco t'ampresa. Se no non ti scende per tempi arriva tardi pure rimane. Come al solito. Buonanotte, brigadiere. Tante cose. Grazie. E te ne vai a così? Come me ne giai? Io non dico, allora muoiono a braccio, muoiono a almeno era a mano, no? Tale, io la manais, come pigliano epatite virale, te le manca lavata, allora. Attendisse, brigadiere, piglia l'acqua di Davidale. Sempre lo stesso. Che sia fino a me, mi tratta peggio e stu come se che tengo ancora. Vabbè, è destino tuo, facciamo una cosa, facciamo destino. Facciamoci 4 passi e ci andiamo a fare una caffè. Brigadiere, dicitemi una cosa, a 4 occhi tutti e due. Sì. Voi avete detto che volevo per pigliare il caffè. È stato buono che non mi avete pigliato. Perché? È perché si può pigliare il caffè a denti, specialmente quando lo facevo, portano un cotugno, forse sarà stato buono. Ma sapete che facevo? Chiamo mia zia Virgine, là c'è stato il bello un baricino e ci andiamo a fare una bella tazza di caffè. Una bella idea, una bella idea. Andiamoci. Però... pago io, No, brigadiere, non vi dovete proprio permettere. No, tu non ti apri. No, devo pagare io. No, brigadiere, pagate sempre voi. Brigadiere, pagate sempre voi. Sempre il pagatore siete voi. Bamboli. Luigi, tocca, ma che si pazza? Sì, sono pazzo, Bamboli. Sono pazzo di te. Non devi credere. E non ci resiste. Queste 24 ore sono state un inferno per me. Io pure non ce la faccio più. Un agio che so che stanotte t'ho pensata sempre. Ieri sono stato quasi 3 ore in coppa casa in Aninella a guardare. Ci sono in da camera nostra, ma parevano carcerati. Oggi fatto chilometri annanzi a re. Ma ci fumato quasi di pacchetti di sigarette. Non ragionavo più. Perché non sei venuto? E ti pare che si poteva non sei rivenuto? Pure per me è stato un inverno. Ma non ho potuto trovare nessuna scusa per mi allontanare. Ma così non si può più ammazza. Tu ti hai deciso. Oggi preparato tutto per stasera e tu te ne vieni con me. E ci sei visto, Ma? Sì, ma o mai più. Ne abbiamo parlato tante volte e mi è venuto il momento. Ma io... E allora non mi vuoi bene più? Sì, sei tutto per me. Sta vita fa ci fatti bugie e sofferenze non la sopporto più. Ma che cosa? A Piccerella. Oggi è festa sua, facci in canna. A Piccerella non resta sola. Te ne va. Ehi, Mario, mi va tanto bene. Mi fa tanta pena. E io poi non te la faccio. Io oggi prenotato già la camera a Venezia. Io non ce ne mo, così come stai stando. Accattiamo tutte cose foto. Vestiti, scarpe, borse, tutto quello che vuoi tu. Ma io non ce ne mo. Ma gira a capo. Io non posso campare senza te. Che dici? Vieni. Sì, aspetta, ma rinda la macchina che subito venga. E che vuoi fare? Niente. Voglio guardare sta casa per l'ultima volta. Voglio salutare Fiarella mia almeno lontana, solo con pensieri. Voglio restare solo per 5 minuti. Va che subito venga, va. E non te ne penderai, bambolino. Te sa parraggia fa felice. La femmina più felice del mondo. Vieni a presto, bambolino. Avete scorrai, fatto Bambolino, a dove sei? Noi stiamo aspettando a te per mangiare. La creatura non sta in dei panni, che può mettere il candelino in coppa d'oro. Le cattate. Ma che stai piangendo? Che ti è successo? È stata l'anima di papà mio che va mannato. Non ha voluto che me ne fossi io come una mariola senza una spiegazione. Ma che stai dicendo? Che ti stai facendo uscire la bocca? Sì, vattite, macciarite, ma facetemi quello che volete voi perché non merita. Avevo ragione voi.
E non era degno ma apparentare con voi. Sì, che vuoi far succedere una tragedia? Se ti senti marito ti ci fai venire un colpo a che lo povero guaglione. No, issa da campare. Issa da rimanere quello che è sempre stato un galantom. E non c'è pas perché ma non vuole una femmina come me. Ma che tiene in capo? Che pazzi vuoi fare? Esci in capo, che la figlia ti sta aspettando. No, a me. È troppo tardi. Oggi sbagliati ha già accettato tutte le conseguenze. E la creatura? Figli tu non conta niente per te. Angelina te un padre che l'adora i pensieri. E poi te ne vuoi. E questa è l'unica cosa che mi rende poche pace. O pensiero che quello state vicino e le farete da mamma. Chi è una mamma, vuoi ricere? Perché la mamma, la vera mamma, all'azza e se ne va. E non è degna, si chiama Sara. Avete ragione. Non so più degna di essere chiamata mamma. Ma vi prego, vi scongiuro, decide in cielo voi a maricare perdonato. Io non so più io non capisco più niente. È come una maledizione che si è abbattuta in cuore a me. Ma io che sta donna che è transito in la vita mia, non ne posso far meno. Schifosa! Ma la femmina! Mamma mia, no! Non è possibile, che brutto sonno! Ecco, madonna, questo dolore, anche lo frato mio! Amelia! Amelia, ma tu uomo però non assassino. Hai capito che la guaglione si muore di fame? L'hai trovata a bambolina? Sì, l'hai trovata e l'hai perduta. L'hai perduta per sempre. Ma che stai dicendo? Che stai dicendo? Fallo per Dio, parla, che è successo? Se la già dicere per forza. Per disgrazia da come abbiamo... E può parlare, parla! Se ne chiude per sempre con una donna e non tornerà più. Non è possibile! Non è vero, non è possibile! Ecco qua la coraggio, a me proprio! A me che non è una parola! Sammice, fammi morire mamma perché la vita mia senza resta è inutile! È inutile! Andiamo, sali per gente. Non facciamo a capire niente a gente. Serve qualcosa, donna me? No, grazie. Andiamo, vieni. Ma che stai chiedendo, Niente. È capriccio e creature. Sì, si aspettava un regalo da mamma e a papà. Un regalo che l'ha fatto non le è piaciuto. Non le è piaciuto. Contro la prepotenza, io. E questa per te non è fatica. Questa è l'arte mia. L'arte Michela, se magna vi resta a spasso. Uè, sa che vuoi fare piccino copertone, noi che a casa morimmo e freddi, stiamo a scarfare. Va. Piccioni, i falò sono proibiti. Piuttosto mantieni lontano dalla squadra per quello che è successo. Che è successo? Ma perché non sai niente? No. Allora che c'è, di che è successo, Roma, di. Savanino, dice lì. Oh padre, vedi chi ci sta fotografato in coppa sul giornale? Chi ci sta? Stando in tutte le coppe Monte Calvario. Fammi vedere. È stata accesa. Ehi. Non sa fabbricare il Coca-Cola. E proprio perché sta direzione della fabbrica ha fatto un esposto alla questura.
E a me mi è arrivata una paloma, che in un momento a nato stava arrivando a buon costume. Perciò niente falò, hai capito? Passeggiate, mantenete a largo, passeggiate, canfugate. Ma voi vedete quanta uomo che l'autorità invece pensa che cose più importanti. Te, ecco il giornale, te, pigliati. Autorità, ma tu che buona me. Ma non bevi a bambolina, ma non sto, dicendo che Gesù si è spezzato il capo. Ma adesso se andiamo qui con Luigino Studente, ho innamorato suo. Luigino? Mamma ne va chi? Perché? La c'era certi soldi, sono 2 mesi, mi metti scuola e mi fa venire. Tu mi metti scuola? E quando vai in prestito a soldi, tanto non mi metti scuola, no? Io che perdi. E non son io. Quella è la sfortuna che mi perseguita. Ma dammi un momento. Come te levananza? E comunque poca chiacchiere, capite? Biglietto povero, a casa è venire soldi. Si va a piazza la piazza, rindobbare. Se per caso qualche cosa, ma non mi chiama a me. Ma non chiama a te? Ma non chiama a te? I soldi tu, hai capito no? E ricordati che hai dato la mezza vita. E ti messo coppa per capire. Va, che ti possono uccidere. È buon camerato, sì o no? Lo vigilasse mi sta. Stasera non mi sento tanto buono. Che ti sia, non maledi no. Io non sto a comodo tu. Io mi chiamo Renata, sì. Solamente Renata. Ma io mi sento a fredda ancora. La freva mi fa incuccia a me. Ma come può capire? Ma come può capire che tu sei merce che mi è fruttato? E la merce non si può mettere a bracciare in tuo magazzino. Se no è nero. Boca fuori che è maretto. Io avrei quanta femmine meglio devono essere protette. E io ho sempre rifiutato. E che la forza mi può venire in da sera la porta. Andiamo, dattela fa. Cerca di fare una buona serata che ti venga a pigliare la solita ora. No, basta questo martirio, basta questa atrocità. Io non me ne vedo più. Non me ne vedo più. Fammi a me, va, stasera non è serata. Ma che può fare io? Guarda, io cammino. Ma come importa chi corre con? Hai sta vita non la voglio fare più, hai capito? Basta. Non la faccio sta vita. Si proprio decidi. Sì. E sta bene. Allora io ti lascio libera delle tue azioni a una sola condizione. Rimani a sé. Vai a tu già sai. Vai a ritirare il pacchetto di droga e mi vieni a consegnare. E poi quando è dopo sei padrona della tua libertà. Che dici? Accetti? Accetto. Ma stasera lasciami perdere. E sta bene. Amici erano e amici rimaniamo. Però ti avviso una cosa. Attenti a non sbagliare. Capiscimi buono. Perché il giorno che sbaglierai, bambolino, farai la stessa fine in un hotel di Coppa Magna Cavallo. No! No! Accesa. Madonna mia. Aiutami tu.
Tomma, apritelo a bambolina, aprite. Tira la camicetta rossa. No! E che volete fare? Pensate che tenete una figlia? E per figlia mi sto qua vicino. La creatura va a trovare una mamma. E io non so più quanta bugia l'ha contato. Ma non ci posso dicere, capisci? Non ci voglio dicere. Non l'ha da sapere la condotta la mamma. Facite una cosa. Nascondete la rete a chi l'altro. Ma ci parli. Ci pensi. Ya, Tomma. Ya. Bambolino. Maronna, sta voce! Don vicino! E che facete qua? Fosse successo qualcosa, Angelina mia? Decide, parlate, non mi facete... No! Angelina sta buona. Sta buona? Marò, ti ringrazio. E più come va che si parla? Ma fammi vedere. Tu stai chiagnendo. Chi è stato? Il San Vicente. San Bis. Non me ne fidi più. Non me ne fidi più. Ma quello che dici chi tu facete fare? Con un marito d'ora che non ti faceva mancare nemmeno il latte alla formicola. Con una figlia. Un'angiolina di Dio. Angelina mia. Giorno te ne partito con quello mio signore che è stata sempre a vergogna l'umanità e che non ha potuto avere fino a quando era piccolina. Che ti promettette mare, monte. E io credetto. Maronna, che sbaglia. Invece lo scopo suo era questo. Che ne ti distruggere e ti avrei distrutto campo. Avete ragione tutto quanto. Ma vi prego, non mi mortificate più. O sto pagando a cara prezzo che le cazzo fatto. Cazzo fatto. Dimmi una cosa. Fosse contenti per la piccolina. E me la dimani. Sarebbe femmina più felice del mondo. Pure se avreste per un minuto. Per un minuto soltanto. Sarei contento lo stesso. E levati il peccato. Levati il peccato. Guarda qua chi ci sta. Mario! Non mi guarda così. Ho visto come sono ridotto. Sono ridotto in essere più sprezzante che ho faccia la terra. Non tengo manco coraggio di guardare in faccia.
o sto pavando a caro prezzo che la cazzo fatto. Non ti cerco perdono, perché non ne so degna, ma son che sempre mamma la creatura tua, la creatura della notte. Fammela vedere, ti supplico, ti scongiuro. E che ti posso dire? E sono fondate tutte le sonne che ci avevamo sonnato, bambino. Per pigliare una civetta, coppa un campanile e sgarrubate una chiesa. Perdonami, perdonami. Come si può tirare con un filo e sete una corazzata in fumo? Guaglione, ti piacevano i pupati, quanta capriccia strilla per la pena. Non mi lasciare, ma anche in tanuttate, come una mamma la stringiva a te. Non solo ci pazziava vicinella, ma pure quando fu sta figliola. E ne teniva appresso guagliuncella. Ma tu non ne volesti mai sapere. Bambolina, bambolina, ti chiamavano bambolina. 2 trezzini, 96, a purezza luci clamina. 13 anni semplicità, come solo da mattina, sempre più bella, occhi verdi, bocca curava, e sto cuore che ci manicella, si ispirava in felicità, felicità, come era bello bambolino. Tu 16 anni e io sempre innamorato, trovai il coraggio e fa parlare sto cuore. Sì, lasciasti il pupatello per st'amore e decidiste subito di sposare. 20 anni sposemmo a me una creatura, non t'abbastava sta felicità. Te ne partiste con un mio figlio, sì, che fa ribrezzo a questa società. Notte fredda senza fine, coppa strada di Capodichino, trucco cipria, nu burzellino, ciglia finta e nu soprannome, bambolina da sanità. Ma volessi a me vicino, io dico, no!
fotografato in coppa al giornale, uccisa dall'amante, che peccato, stai a non può farci niente male.